Siamo ad Ariano, siamo tra l'altro ospiti di Anna Nani, qua con un aperitivo. Perché? Perché Anna Nani è, oltre che una giornalista, una blogger, chi più ne ha più ne metta, è una musicista che ha vinto un sacco di concorsi. E siamo qua perché hai vinto l'ultimo concorso quando, Anna? A settembre più o meno, primi di settembre, a San Gimignano. San Gimignano, a parte che è uno dei posti più belli del mondo, provincia di Siena. Sì, provincia di Siena in Toscana, nel cuore della terra del Chianti. E quindi vabbè, questo può anche aiutare. Io non bevo, quindi sono la veneta pecora nera anomala per eccellenza, perché io non bevo. Quindi. Allora, il tuo genere è un genere abbastanza interessante. Diciamo che tu sei un'emula oppure sei una grande appassionata di Rino Gaetano. Anche poi quando ti presenti in scena assomigli molto a Rino. E con che brano hai vinto? Il mio funerale. Ah, pure? Questo non lo sapevo. Lo sapevi? Il mio funerale, che è una canzone che è di qualche anno fa, che non avevo mai portato a un concorso, e mi sono detta perché no, considerato che il premio che ho vinto era dedicato, si chiama Omaggio a Rino Gaetano ed è un premio Spazio d'autore dedicato proprio al cantautore, ho detto beh sì, insomma lui era specializzato in questo genere un po' particolare, il nonsense, no? Un modo di scrivere in maniera particolare in cui si dicono tante cose, sembra che non si dica niente, in realtà si dicono tante cose, allora l'ho portata. E mi ha dato molta soddisfazione, ecco, primo colpo, è andata bene, insomma, ecco sì. Ecco, parliamo appunto di soddisfazione. Quanto è difficile far musica oggi, che poi tra l'altro sembrerebbe che adesso ci siano dei canali molto più facili da raggiungere rispetto a prima, i social, Spotify, eccetera, eccetera, eccetera. Però non è così scontato, intanto se non si ha una grande etichetta alle spalle, la cosiddetta major, è fatica, e comunque faticano anche quelli che sono eventualmente distribuiti dalle major, perché c'è una differenza tra prodotto dalla major e distribuito dalla major. Adesso ci sono delle etichette che ti distribuiscono quando tu gli dai anche il prodotto finito e loro lo ritengono all'altezza, ma non è detto che poi vada o non vada, lì serve quello che avevo scritto nell'altra canzone, un colpo di fortuna con la C maiuscola. Ti faccio un esempio, sai che io sono appassionato di musica, io avevo un carissimo amico che era Lauro Vidali, che tra l'altro purtroppo non c'è più, e lui avevano scelto le major proprio di scegliere lui come testimonial, perché avevano un passato abbastanza particolare per il disagio giovanile, questo negli anni 90-80. Poi dopo le major hanno deciso di puntare su un altro cantante, in particolar modo su Masini, cioè aveva avuto erano nello stesso periodo e proprio se la sono giocata, e infatti Masini è stato un rappresentante degli anni 90, sì, specialmente di questo disagio, esatto. Quindi forse a prescindere anche dal prodotto, cioè guardano tantissime cose, non solo la musica, quanto sei influente in questo momento qua anche sui social, l'immagine, cioè è fatica praticamente. Sì. Ma allora adesso partiamo da un presupposto che adesso contano quasi più le visualizzazioni che fai che non altro, ma le visualizzazioni non fanno monetizzazione, cioè diciamocelo chiaramente, poi tu puoi avere 100.000 visualizzazioni o 100.000 ascolti su Spotify, ma in realtà non guadagni praticamente niente, tant'è che ci sono tantissimi artisti che nonostante la veneranda età, ma guarda un Renato Zero per dirti, che voglio dire potrebbe benissimo anche fare vita propria, se vuole proporre un disco nuovo cosa fa? Il tour. È vero. Perché l'unico modo in cui ancora si guadagna è soltanto facendo le serate. Vasco Rossi, se ha voluto fare il tour, ha fatto il disco nuovo, o ha fatto il disco nuovo e poi ha fatto il tour per promuovere il disco, mettila come vuoi, però c'è un legame in questa maniera tra vendita e guadagno, insomma, dell'artista. Il guadagno attualmente è solo nelle serate, perché anche il disco fisico, ormai ci sono i ragazzi che non sanno neanche più cosa sia un CD, gli tiri fuori un CD e ti dicono cos'è questa cosa, e Spotify non paga niente, ma lì è stato un errore secondo me di chi ha contrattato, che non credeva, un po' come l'editoria digitale, no? Che c'erano i giornali che dicevano noi la carta vivrà in eterno, e ci sono stati giornali che invece sono stati lungimiranti e hanno investito anche sul digitale, e lo stesso vale per la musica, e che sono ancora
saldi, vendono sia il cartaceo che il digitale, nonostante ci sia stato un calo netto nelle vendite. E invece nella musica non è stato fatto questo ragionamento. Spotify è diventato praticamente un monopolio e guadagna Spotify, non guadagna l'artista lì, cioè. Detto questo, tu fai tournée tu? Io farei tournée, il problema è che anche lì, se parti sempre dal presupposto che ti dicono che ti devi trovare prima le date tu da solo, ma se ti trovi le date da solo poi vai nei locali e ti dicono quanta gente mi porti. Io non ti posso portare la gente, cioè io vengo lì, ti porto il mio prodotto, se ti piace il mio prodotto, buon, se non ti piace il mio prodotto. Brava Anna, non possiamo far altro che sottoscrivere quello che hai detto. Naturalmente adesso sono scorse un po' di immagini del tuo di un disco vecchio, quando l'hai fatto, quando questo? 2017, sarebbe ora di fare quello nuovo, però anche lì vedi, bisogna trovare il produttore, bisogna trovare l'arrangiatore, bravo, vedi che mi hai capito subito la situazione tu. Comunque lei ha vinto un sacco di premi, non ultimo questo a San Gimignano, ed è tra l'altro una giornalista, blogger eccetera, e brava. Parente. Ma siamo pure parenti, brava. Anche parenti tra le altre cose, quindi voglio dire, serve anche questo nella È vero, vita. Sì. Comunque se guardate su YouTube, come si chiama il tuo canale? Anna Nani su YouTube, su Facebook Anna Nani, sempre mi si trova dappertutto, Instagram, sono dappertutto io, tranne TikTok che ancora non mi sono convertita. No, ma ci andrai, me la sento che ci andrai. Non lo so, vedremo adesso come vado, come tira il vento. Guarda, festeggiamo la tua entrata in TikTok. Salute a tutti.